Buonasera e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. Il Friuli Venezia Giulia è la regione con i contagi più alti in rapporto alla popolazione, 410 ogni 100.000 abitanti, ben al di sopra della soglia d'allarme che è di 250. È così che il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi ha sottolineato nel corso di un incontro alla ministra Gelmini la disparità tra le regioni. In Friuli Venezia Giulia ha detto tanti contagi a causa dell'alta sorveglianza, altrove fanno invece meno tamponi. Sentiamolo in questo primo servizio in cui parla anche della riapertura delle scuole. C'è una disparità di valutazione dell'andamento del contagio che è completamente diversa tra le regioni. Noi abbiamo un livello di tamponi molto elevato e quindi risultiamo la regione che ha una sorveglianza alta, un contagio alto. E questo non può funzionare, cioè, dobbiamo riuscire ad avere un meccanismo nel quale si definisce una soglia entro la quale ogni attività di sorveglianza deve essere la stessa che più o meno si fa in tutto il paese, perché altrimenti uno rischia di avere il contagio alto, qualcun altro rischia di averlo molto più basso, ma in realtà così non è. Abbiamo approvato rispetto ai dati che abbiamo raccolto, il nostro contagio è sulla media nazionale ed è evidente che nel momento però in cui noi facciamo la sorveglianza, perché siamo ligi e devo dire il nostro andamento del contagio è reale. Vedo che altre regioni fanno molto meno tamponi e quindi facendo molto meno tamponi è ovvio che tu hai un contagio che si riduce. Questo è un tema che deve essere affrontato per garantire condizioni di equità. Le scuole, giusto ripartire dopo Pasqua, anche in zona rossa? Io penso che sia giusto ripartire nelle condizioni in cui si possa contenere il contagio. Io credo che un comportamento rigoroso, attento, abbia quella quota di contagio fisiologica che non si può naturalmente eliminare. Il problema è come noi riusciamo a garantire questo tipo di attività. Io sono dell'opinione che tutte le cose devono essere riaperte, ma nel momento in cui riapriamo dobbiamo avere la garanzia di tenerle aperte e di non dover trovarci a chiudere di nuovo. Poi su questo va ricordato sempre, le scuole non sono luogo di contagio, è la popolazione scolastica che muovendosi ha una facilità di contagio. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 672 casi di positività, su 8.021 tamponi molecolari sono 433 i nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,40%, sono inoltre 3.044 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 239 casi, il 7,85%. I decessi registrati sono 14, i ricoveri nelle terapie intensive sono aumentati, sono 82, mentre quelli in altri reparti scendono a 645. L'esito del sequenziamento invece sul campione di tamponi positivi preso in esame indica un andamento della diffusione della variante inglese in Friuli Venezia Giulia arrivata all'89% dei casi. Ci sono territori come Pordenone e Udine che registrano addirittura il 100%. E gli effetti della pandemia da Covid-19 si fanno sentire sulla mortalità a livello nazionale ma anche quello locale. Nella nostra regione nel 2020 si sono registrati 16.617 decessi, 2.299 in più rispetto all'anno scorso, più 16,1%, e 2.177 in più rispetto alla media del 2015-2019. A renderlo noto il ricercatore dell'IROS Friuli Venezia Giulia, Alessandro Russo. Gli incrementi maggiori rispetto all'anno precedente si osservano in corrispondenza della prima ondata della pandemia, ovvero a marzo, più 25%, ma addirittura a dicembre si è raggiunto con la seconda ondata il più 68,3%. Sono iniziate questa mattina alle 9 alla Fiera di Udine le somministrazioni di AstraZeneca ai volontari della Protezione Civile, previste 1.000 inoculazioni solo nella giornata di oggi. La vaccinazione poi proseguirà anche nei prossimi fine settimana fino a raggiungere almeno 7.000 dei 10.000 volontari. Sentiamo. È andata molto bene, non si è sentito niente, quindi vaccinatevi ragazzi. Contento comunque, attendeva da tempo questo momento? Abbiamo combattuto un po', anche come comune, come volontari, come coordinatore ho cercato di far fare i vaccini anche da noi. L'unico modo per farlo finire io penso sia il vaccino.
non capisco quelli che non vogliono vaccinarsi. Inizio pandemia ho deciso appunto di arruolarmi, dapprima abbiamo appunto portato in giro per le famiglie le mascherine che erano state le prime, erano state fatte dalle signore appunto di Reana. Ci siamo occupati anche di recare cibi e farmaci agli anziani soprattutto che non avevano modo di spostarsi. I volontari in primis sono fieri e orgogliosi di dare una mano perché ci tengono, assolutamente. Non lo fanno per un tornaconto o quant'altro, è proprio il bello di questo, della protezione civile, è la disponibilità che ognuno dà, la sensazione di essere una famiglia, di aiutare tutti. Com'è andata? Normale, benissimo, nessun problema. Sì, è un diritto-dovere, no? Quindi sì, siamo qui perché appunto vogliamo raggiungere l'immunità di gregge, dobbiamo cercare di vaccinarci tutti, non ci sono problemi secondo me assolutamente, pur non essendo un medico, ma insomma di differenze dei vaccini, preferenze, cose di questo genere. E quindi finalmente io direi è una buona giornata. Ecco. E altre 1000 persone, stiamo parlando di ultra ottantenni appartenenti alle categorie fragili, sono state vaccinate oggi nella palestra della scuola Edmondo De Amicis a Latisana, mentre domani sarà la volta di altre 800 nella fascia d'età del 75-79 con il siero AstraZeneca. Il vicegovernatore Riccardi, visitando la struttura, accompagnato dal sindaco di Latisana Daniele Galizio, ha espresso la propria soddisfazione per l'efficienza dell'organizzazione. Per procedere al meglio nella campagna vaccinale, ha affermato Riccardi, c'è bisogno, oltre che del rispetto del programma di consegna delle dosi, anche della fiducia delle persone che scelgono di vaccinarsi e del sostegno al nostro sistema sanitario regionale, che si sta caricando sulle spalle tutto lo sforzo di questa imponente operazione, arrivando ad aver immunizzato finora il 10% della popolazione del Friuli Venezia Giulia. Nonostante il Friuli Venezia Giulia rischi di essere zona rossa almeno fino a metà aprile e anche in base al nuovo DCPCM le nuove restrizioni possono durare per tutto il mese, gli studenti delle materne, elementari e prime medie torneranno tra i banchi. Non sarà invece così per le superiori. La Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Teresa Tassan Viol, auspica in un veloce rientro di questi alunni, magari anche con utilizzo di tamponi salivari, e si scaglia anche contro i movimenti anti-DAD. Sentiamola. Ma io devo dire, mi assumo anche la responsabilità naturalmente di quel che dico, che non ho una grandissima simpatia di questi movimenti un po' dal basso, perché ho la precisa convinzione, la ferma convinzione che chi in questo momento così grave, così di emergenza, ha il compito e anche la responsabilità non semplice di assumere delle decisioni nell'interesse comune, nell'interesse di tutti, contemperando i diversi diritti in campo, lo faccia con grande responsabilità. Rischia di essere un paradosso alla fine, si sono vaccinati quelli della scuola e adesso non possono avvicinare gli studenti. Speriamo che questo ultimo ostacolo cada e si aprano le scuole, se non il 6 di aprile, almeno nelle settimane immediatamente successive. Ci rendiamo però conto, come ha detto anche Draghi nella conferenza stampa di ieri, che garantire un tracciamento di test rapidi per 8 milioni di studenti che possono frequentare, che frequenterebbero, che sia un'impresa titanica. Vediamo per esempio i test salivari di cui si parla, che però non sono ancora perfettamente autorizzati, potrebbero essere un'alternativa interessante da questo punto di vista. E veniamo ora alla questione dei ristoranti, situazione molto grave anche per i ristoratori perché si lamentano per il procrastinarsi di queste restrizioni e chiedono anche vaccini. Per noi assolutamente sarebbe dire la disfatta è fin troppo banale perché il settore è già in ginocchio da tempo, hanno già chiuso 13.000 pubblici esercizi in Italia. Sicuramente supereremo i 50.000 esercizi che non
potranno più operare dopo quest'ultima botta. È stata un po' un fulmine a ciel sereno questa notizia, perché non più tardi di lunedì, quindi 5 giorni fa, abbiamo avuto un direttivo nazionale presente, il ministro del turismo Garavaglia, e si era dimostrato onestamente molto, molto ottimista rispetto a un'apertura durante il mese di aprile. Quindi questa notizia di ieri veramente ci ha fatto cascare dalla sedia. Sembra, quando qualche adulto fa correre i bambini e in corso di gara gli sposta il traguardo, sperando che non se ne accorga, perché tanto sono bambini distratti, non hanno l'esperienza. Ecco, noi non siamo questo genere di persone, siamo dei professionisti adulti, siamo delle aziende che reggono buona parte del paese. Però vedo che certe categorie che si vede sono politicamente più forti, la vaccinazione l'hanno ricevuta, perché c'è qualcuno che non ha così tanto contatto col pubblico e che invece è già stato vaccinato. Molti di quelli che fanno smart working. Non mi sembra corretto, penso per la nostra categoria, ma penso anche per esempio per i dipendenti dei supermercati. Mi sembra una cosa abbastanza volgare. Chiudiamo con la cronaca. Versa in gravi condizioni un uomo di 58 anni di Castelnuovo del Friuli che questa mattina intorno alle 11 è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto in località Madonna dello Zucco, lungo la provinciale nel territorio del comune di Castelnuovo. Per causa in corso d'accertamento da parte della polizia stradale di Spilimbergo, il Centauro è rimasto coinvolto in un incidente rovinato sull'asfalto, ha riportato ferite gravissime. Questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata, arrivederci.